Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, 3 cose da sapere prima di fare una cooperativa. Giovedì 25 novembre a Tolmezzo si parlerà di cooperative di comunità. Sabato 27 novembre Open Day alla scuola Noemi Nigris. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. SoundCem nasce nel 2016 come cooperativa e dopo una lunga storia proveniente dall'associazione CEM, una storia trentennale, un'associazione che si è sempre occupata di musica, promuovendo i corsi di musica a vari livelli nel Pordenonese, ma anche nella zona di Maiano e San Daniele. Nel 2016, come dicevo prima, abbiamo costituito la cooperativa SoundCem e con questa promuoviamo i corsi nel territorio, corsi di musica che sono aperti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Organizziamo corsi di musica d'insieme, organizziamo anche degli spettacoli, abbiamo fatto diverse attività per quanto riguarda l'attività didattica nelle scuole o negli asili. La cooperativa SoundCem, scuola di musica, è presente in 7 comuni, da Pordenone, Fiume Veneto, San Daniele del Friuli, Morsano, Cordovado, Teglio Veneto. La scuola di musica si avvale di docenti qualificati, di docenti diplomati, prevalentemente giovani, ma che hanno la passione per poter insegnare musica. Occorre avere passione perché è un lavoro faticoso, e deve essere sostenuto appunto dalla passione per trasmetterla ai bambini e ai ragazzi. Le collaborazioni sono diverse, abbiamo collaborato con diverse scuole nel territorio, principalmente anche a San Daniele, promuovendo all'inizio dell'anno scolastico delle attività gratuite per avvicinare i bambini, per fare in modo che possano toccare lo strumento. Offriamo anche l'opportunità di avere gratuitamente lo strumento per il primo mese di prova e poi, se sono rose, fioriranno. Tanti sono i bambini che si avvicinano, una buona parte di essi continuano. Quest'anno abbiamo avuto 350 allievi come iscrizioni in tutte le varie sedi, con una ventina di insegnanti diplomati. I settori sono 2, area classica, area moderna, e quindi nella sezione classica proponiamo il violino, il pianoforte, chitarra classica, il flauto, il clarinetto, eccetera, eccetera. Nella sezione moderna tutti gli strumenti moderni, a partire dalla batteria, chitarra elettrica, con particolare attenzione all'Accademia Vocem. È un'accademia che è nata diversi anni fa, che si dedica esclusivamente alla voce. Quindi diamo l'opportunità ai ragazzi di imparare ad usare lo strumento voce e offriamo loro le opportunità anche di esibirsi in pubblico, per esempio con il concorso canoro che ogni anno promuoviamo in piazza 20 settembre a Pordenone nel mese di luglio. Giovedì 25 novembre alle 14:30 nella sala consigliare del comune di Tolmezzo e in contemporanea anche in streaming su piattaforma Zoom, Confcooperative in collaborazione con ANCI e Camera di Commercio di Pordenone e Udine organizza un incontro sul tema delle cooperative di comunità. Al convegno, dal titolo Le nuove periferie, dalle aree interne ai contesti urbani, verranno illustrati progetti e buone pratiche e si confronteranno sul tema esponenti delle istituzioni, degli enti locali, del mondo cooperativo. Le imprese di comunità infatti sono uno strumento imprenditoriale con cui i cittadini possono diventare attori dei processi di sviluppo locale dei propri territori.
Negli ultimi anni decine di realtà sono nate sul territorio italiano, nei piccoli borghi, nelle aree interne e più recentemente anche nelle città e nelle cinture periurbane, promuovendo un modello di sviluppo locale alternativo a quello finora conosciuto. Un modello che, unendo l'efficienza e l'intraprendenza imprenditoriale con la partecipazione e l'inclusione proprio del modello cooperativo e dell'impresa sociale, crea valore sul territorio, con il territorio ridistribuendo quel valore nella comunità. La scuola primaria Noemi Nigris, scuola paritaria in forma di società cooperativa, organizza per sabato 27 novembre e di nuovo domenica 16 gennaio dalle 9 alle 12 un Open Day per far conoscere le proprie attività plurilingue di inglese e spagnolo, le attività di informatica, musica e tempo pieno. Per info www.scuolaprimarianoeminigris.it, telefono 0432 28 00 741. All'interno della nostra scuola Soundcem c'è questo percorso chiamato Vocem, che è proprio un'accademia di canto moderno. L'Accademia Vocem è stata fondata da Lorena Favot, grandissima insegnante e cantante nel nostro territorio, jazzista. Questo percorso si va a strutturare in diversi anni con diversi percorsi non solo a livello vocale ma anche complementari come il pianoforte, l'armonia, la ritmica, e quindi abbiamo tutta una serie di materie che vanno a sostenere e a creare questo percorso per il cantante. All'interno di Vocem abbiamo anche un sacco di workshop e seminari che teniamo ogni anno. Oltre a questo, d'estate andiamo a creare saggi, eventi nelle piazze del Pordenonese e della regione. Importanti sono il Tuo Canto Libero, che è da diversi anni che facciamo nel periodo di luglio, gran finale in piazza 20 settembre, i migliori cantanti vengono selezionati per poi esibirsi con la band degli insegnanti della scuola. Un altro evento importante è Una canzone per te, dedicato invece ai più piccoli, ai bambini, e anche questo lo teniamo sempre nel mese estivo, soprattutto nel mese di giugno, e in collaborazione con l'Officina Bozzoli di San Vito e il Comune di San Vito. Di solito viene organizzato durante il periodo di San Vito in fiore. Altri eventi che facciamo sono dedicati sempre a workshop vocali o a livello strumentale, quindi per i chitarristi. Altri corsi che abbiamo sono il corso di songwriting, quindi come scrivere una canzone, e corsi per bambini, quindi di propedeutica. Altri corsi e workshop che facciamo durante l'estate sono dedicati appunto a tutti i musicisti, dalla chitarra al canto alla batteria. La nostra scuola è sempre aperta tutto l'anno tranne il mese di agosto, quindi vi aspettiamo. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Le 3 cose da sapere prima di fare una cooperativa. Devo sicuramente conoscere quelle che sono le ipotesi di ricaduta economica dell'attività che vado a svolgere, cioè devo fare una stima di che ricavi vado ad attendere e che costi vado ad attendermi, e quindi anche qual è il margine di cui posso godere nella mia attività. In secondo luogo, ovviamente devo conoscere quella che è la cooperativa, quindi le sue regole, che non sono particolarmente complicate, tutt'altro, ma che sono comunque differenti rispetto a quelle che magari ho imparato all'interno di altre tipologie societarie. Infine devo conoscere, e qui è tutto a mio vantaggio, quelle che sono le opportunità di contributo, le opportunità di assistenza finanziaria di cui il mondo cooperativo si circonda con degli strumenti specifici che aiutano il Consiglio di amministrazione e i soci di una nuova cooperativa a far meglio funzionare la cooperativa e a raggiungere quelli che sono gli auspicati obiettivi economici. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it.
Salve a tutti. Il distanziamento interpersonale è diventato regola ai tempi della pandemia del coronavirus. Ma che fare perché questo non diventi anche un distanziamento fra le classi, una separazione di reddito, di povertà e di opportunità? Ne parliamo con il professor Claudio Melchior, sociologo dell'Università di Udine. Professor Melchior, oltre ai contagiati, chi sono a suo avviso le persone, le categorie più colpite dalla pandemia? Beh, in sintesi mi verrebbe da rispondere tutti noi, prima di tutto, perché si è molto detto che prima la salute viene prima di tutto, e questo è probabilmente assolutamente vero, però c'è la salute di tutta la popolazione da prendere in considerazione. Poi detto questo è evidente che ci sono delle categorie che sono più colpite. Non sappiamo quanti disoccupati avremo in Italia quando ci risveglieremo e torneremo all'interno di un mondo, diciamo, normale. Qualcuno ha parlato di 7 milioni di disoccupati, qualcuno ha parlato di percentuali molto alte di aziende che non riapriranno più, qualcuno ha parlato, forse essendo ottimista, di un 25% del PIL in meno. In questa situazione chi sono gli svantaggiati? Sono quelli che in questo momento o in tutto questo periodo non hanno avuto la possibilità di lavorare, e ancora di più quelli che nel momento in cui ritorneremo a questa normalità, o insomma piano piano ci stiamo avviando, si spera, a questa situazione, scopriranno che dovranno in qualche modo reinventare la propria vita, perché l'ambiente non è più quello che avevano prima. Dopodiché è chiaro che se entriamo nelle categorie specifiche, ci sono delle categorie che subiranno il colpo in una misura sicuramente maggiore. A parte certe categorie specifiche, ma non residuali, come tutti gli operatori della cultura, che si erano basati sul fatto di avere le persone insieme per star bene assieme, non per fare dei terribili assembramenti. Ci sono, penso a tutti gli operatori del turismo, oltre a loro penso a tutto un tipo di indotto economico che inevitabilmente pagherà un po' le conseguenze di questa crisi. Faccio un esempio semplice e banale. I parrucchieri, i barbieri, appena potranno lavorare verranno assaltati dalle persone e lavoreranno tantissimo, ma se mediamente nella società sono meno le persone che lavorano, se il reddito medio che le persone attorno a noi decresce, allora passato quell'assalto iniziale molto probabilmente meno gente andrà dai parrucchieri, oppure ci andrà molto meno spesso perché non ha la possibilità di farlo. Quindi tutti noi, qualcuno forse di più, lo scopriremo purtroppo vedendo la realtà che ci troveremo davanti. Prima dell'emergenza sanitaria un suo collega ha detto che il nostro stile di vita era definibile come una società signorile di massa, con un benessere diffuso, molte persone che vivevano senza lavorare al di sopra delle loro possibilità. Ecco, in questo senso il virus sta facendo la rivoluzione, sta cambiando le cose. Se si prende in considerazione questo aspetto negativo che dicevamo prima dell'economia, uno potrebbe dire anche sì. No, non credo francamente. Impoverire una parte della popolazione banalmente perché non c'è più lavoro, non c'è più possibilità di gestire il reddito, è un qualche cosa che a mio avviso non crea nessuna forma di rivoluzione, se l'idea di rivoluzione in questo concetto è un'idea positiva. Vorrei permettermi anche di dire che è vero che il mondo occidentale in generale vive in una situazione, o forse dovrei dire viveva, poi vedremo come dire, in questa situazione, viveva in una situazione nella quale c'era una forma di benessere diffuso oggettivamente, insomma, no? Il nostro contesto sociale è ben diverso da quello di tanti paesi del mondo e ne siamo consapevoli anche se non ci piace pensarlo. Quindi da quel punto di vista c'è sicuramente stato una forma di privilegio che in qualche modo viene colpito. Però io vorrei ricordare che sono alcuni decenni che noi parliamo, ed è una cosa drammaticamente vera, della riduzione del potere d'acquisto delle classi medie, della riduzione del benessere delle classi medie, no? Abbiamo, fino all'altro ieri, questo era uno dei temi. E nel momento in cui si riduce il benessere delle classi medie, cioè si impoverisce la gran parte della popolazione. Quando si fa questo si va a minare, a mio avviso, quello che è il circolo dell'economia. L'economia funziona quando le persone lavorano, quando le persone hanno potere d'acquisto e quindi possono essere clienti di qualcuno.
Il distanziamento interpersonale è uno dei comportamenti simbolo di questa pandemia. Ecco, la cooperazione può avere un ruolo affinché non si trasformi pure in un distanziamento fra le classi sociali o in una frustrazione? È molto probabile che noi ci troveremo di fronte alla situazione di dover scegliere. La cooperazione o in generale la solidarietà, quindi l'atteggiamento solidale, il fatto che io ho qualcosa ma non mi preoccupo solo di quello che io ho, mi preoccupo anche di quello che hanno gli altri attorno a noi, è un qualche cosa a mio avviso molto importante. Le faccio un esempio estremo: io ho avuto modo per l'Università di Udine di lavorare in India per alcuni periodi e non da turista, quindi di viverla realmente. L'India è un posto nel quale la ricchezza in alcuni casi è assoluta e le differenze sociali sono incredibilmente grandi rispetto alle nostre. Infatti ci sono le persone che muoiono di fame per strada. A mio avviso, osservando quella realtà, un ricco indiano non è un vero ricco, perché è vero che può permettersi qualsiasi cosa, ma per andare dalla sua bellissima villa al suo bellissimo aeroporto o dove vuole lui, con le guardie armate, con l'autista, eccetera, deve passare in mezzo alla gente che muore per strada. Allora, questo è un esempio estremo, ovviamente, ma il punto è che noi abbiamo bisogno di vivere in un ambiente che sia magari meno ricco di quanto sono io, ok? Non sto dicendo che dobbiamo andare a scavare, ridurre più di tanto, è bello anche che le persone possano accumulare uno stimolo, ma all'interno di un ambiente che funziona, in un ambiente in cui anche le altre persone stanno bene, perché quello fa parte del mio benessere. E inoltre si ritorna al discorso di prima, io sono ricco perché ho venduto qualcosa a qualcuno, io sono ricco perché possiedo qualcosa che qualcun altro non ha, ma per vendere qualcosa a qualcuno, per fare reddito, per avere un piacere a usufruire di quelle cose, io ho bisogno di vivere in un ambiente in cui anche gli altri hanno qualche cosa e hanno qualcosa da dare. Per cui io credo che sì, la cooperazione e l'atteggiamento solidale in generale sia la chiave per uscire nel modo meno peggiore da questa situazione che non è sicuramente simpatica. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Cooperativa Nascente nasce nel 1987 su iniziativa di Don Emilio De Roia. Non serve tratteggiare la figura di Don De Roia perché credo che sia conosciuta in tutto il Friuli e credo anche fuori. Don De Roia, dopo aver messo in piedi Casa Immacolata per garantire l'accoglienza alle persone disagiate, alle persone emarginate di quei tempi, ha ritenuto che ci fosse, attraverso un loro impegno con il lavoro, uno strumento per dare dignità a queste persone affinché potessero riacquistare un loro ruolo all'interno della società. E questo valeva sia per le persone adulte che per i giovani. E quindi nel 1987 la Cooperativa Nascente, tra l'altro una delle prime cooperative sociali in Friuli, ha cominciato la sua attività dando lavoro a delle persone adulte attraverso piccoli lavori edili, attraverso la lettura dei contatori dell'acquedotto, attraverso piccola carpenteria e così via. Nel 2002, nell'ambito di un progetto etico che era la raccolta degli abiti usati, la Cooperativa Nascente ha voltato pagina e ha strutturato molto di più quella che era la sua attività, finalizzandola a un maggiore disponibilità nell'accoglienza attraverso le sue file delle persone disagiate, quindi garantendo loro il lavoro, e quindi attraverso un investimento considerevole fatto dai cassonetti in accordo con la Caritas ha garantito la raccolta degli abiti usati nell'arcidiocesi di Udine. Successivamente, grazie quindi a questo lavoro, l'evoluzione della cooperativa è stata tale che ha permesso quindi una crescita costante e continua. Pertanto tutto il derivato da questa attività ha permesso
adesso quindi di capitalizzare la cooperativa e metterci nelle condizioni di attivare ulteriori servizi affinché qualora ci fosse l'esigenza di ulteriore spazio lavorativo o che il settore degli abiti non dovesse più garantire la stessa redditività di prima, ci potesse quindi essere un maggior spazio lavorativo. In questo si sono attivati in modo più strutturato il verde, i traslochi e l'edilizia, garantendo quindi a tutte queste persone un notevole lavoro. Recentemente, grazie quindi al lavoro svolto da tanti soci, oggi siamo una settantina circa, la cooperativa è stata messa nelle condizioni di poter fare un notevole investimento che è la nuova sede operativa di Pasian di Prato. Questo perché da una parte la cooperativa era cresciuta, lo spazio presso Casa Immacolata non ci consentiva più di svolgere appieno in modo confacente le nostre attività e dall'altra parte si sono creati i presupposti per un ulteriore sviluppo. Per noi questo rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Nascente è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi per svolgere le nostre attività impieghiamo, e questo è per statuto e comunque per normativa, almeno il 30% di personale cosiddetto svantaggiato. Sono persone che nel nostro caso hanno problemi prevalentemente alcol correlati, quindi noi li seguiamo anche assieme al CERT e all'alcologia di Udine, Tolmezzo, insomma delle varie zone del Friuli. È ovvio che l'impiego di questo personale svantaggiato implica che comunque la cooperativa nascente deve essere in grado di svolgere qualitativamente il lavoro in maniera quantomeno sufficiente, perché i clienti rimangono sempre i cittadini, quindi privati piuttosto che aziende, piuttosto che enti pubblici. Le attività in cui Nascente opera sono molteplici. Fino a 5-6 anni fa l'attività prevalente era la raccolta degli abiti usati. Questa, per una serie di motivi legati prevalentemente ad aspetti normativi, sta un po' alla volta calando. Altri settori in cui opera la cooperativa, perché ovviamente è necessario differenziarsi, sono quelli dell'edile. Per edile noi intendiamo veramente sono finiture edili, nel senso che noi facciamo prevalentemente interni, ma questo vuol dire qualsiasi attività con esclusione degli impianti, per cui abbiamo muratori, abbiamo piastrellisti, cartongessisti, imbianchini, montiamo serramenti o li ripariamo, persiane, tutte queste cose qua. I clienti anche qui sono sia pubblici che privati. Abbiamo poi altra attività che è in forte crescita, che è quella legata alla manutenzione del verde, che svolgiamo non solamente in zona provincia di Udine, ma anche in Carnia. Altre attività su cui stiamo spingendo è quella degli sgomberi o di gestione e trasporto rifiuti. Questo sviluppo è facilitato dal fatto che noi comunque per trasportare gli abiti usati, che sono normativamente parlando rifiuti, abbiamo dovuto richiedere le autorizzazioni appunto per il trasporto dei rifiuti. Aperta questa porta abbiamo differenziato le categorie, quindi non trasportando solamente rifiuti tessili ma tutta un'altra serie di tipologie, di recente a inizio anno anche i pericolosi, e questo è un mondo che ci dà possibilità di crescere e sul quale adesso stiamo vedendo di puntare. Poi abbiamo un altro settore storico che è di pulizie. Ecco, questo è un po' il quadro di tutto quello che al momento fa Nascente. Siamo una settantina tra operai e impiegati e il nostro parco mezzi conta quasi una trentina di furgoni di varie dimensioni, necessari in quanto tutta la nostra attività è sul territorio, quindi noi ci spostiamo sul territorio e ovviamente tutti gli operai hanno necessità di avere dei mezzi per poter raggiungere i vari cantieri di lavoro.